Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pisano, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente. Il decreto in discussione oggi rappresenta una vera e propria opportunità non solo per i cittadini siciliani, ma per tutta l'Italia. Un atto dovuto e di coraggio da parte di questo Governo, una risposta pronta ed immediata alle esigenze di tutti i cittadini. Da siciliano mi permetta, Presidente, di ringraziare questo Governo, soprattutto per questo decreto. Infatti è ben 52 anni che i siciliani aspettano sempre aspettano questo momento e tra varie promesse e interruzioni non è mai arrivato. Abbiamo finalmente l'occasione di unire il nostro Paese e di creare l'Italia a una sola velocità. Per troppo tempo, infatti, la Sicilia è stata relegata a regione di serie B, senza alcun motivo, non avendo modo di esprimere tutte le potenzialità di questa bellissima terra. Il ponte che collegherà la Calabria e la Sicilia rappresenta una necessità per tutti i comparti. Mi permetto di darvi qualche dato in merito. Il comparto turistico ha visto complessivamente nel 2022 la presenza di 14.700.000 turisti, gran parte di questi giungono in Sicilia con la macchina. Il settore industriale siciliano esporta merci per un valore complessivo di circa 4 miliardi e mezzo di euro. La maggior parte dei prodotti esportati sono nel comparto agricolo. Solo 5.000 ogni giorno i pendolari tra la Sicilia e la Calabria che impiegano circa 60 minuti di viaggio per il tratto via mare, di cui vanno sommati i tempi delle procedure di imbarco e di sbarco, che si possono dilungare notevolmente. Il tempo con la costruzione del ponte si ridurrebbe ad appena 15 minuti. Pensiamo in un anno quanto tempo viene risparmiato. Questi numeri ci fanno capire che come il ponte dello Stretto non sia solo un'opportunità, ma una necessità. Parlo di necessità perché penso a tutti quegli agricoltori ed imprenditori siciliani che lavorano costantemente e con sacrificio affinché i loro prodotti possano essere apprezzati al di fuori della Sicilia e che spesso diventano meno competitivi a causa delle onerose spese di trasporto e dei tempi più lunghi dovuti naturalmente ai ritardi e naturalmente ai collegamenti con il resto d'Italia. Quindi guardiamo a questo decreto con orgoglio e speranza. Quando dico la parola speranza mi riferisco al fatto che questa sì è una misura coraggiosa, ma spero si possa fare molto di più. Un grande tema che mi auguro e che voglio affrontare in brevissimo tempo è quello delle opere collaterali. La Sicilia infatti è una terra che per troppo tempo è stata lasciata all'abbandono più totale, soprattutto da un punto di vista delle infrastrutture autostradali e delle ferrovie, non al passo col resto d'Italia. Non è un mistero che per raggiungere Palermo e Roma ci sia un unico treno di categoria regionale che ci impiega 13 ore, quando nel resto d'Italia sappiamo tutti che con l'alta velocità in poche ore si raggiungono tutte le altre città. La domanda che ci dovremmo porre, infatti, non è che sia solo un'opportunità meno realizzare il ponte, ma quanto altro possiamo fare in più a livello strutturale per la Sicilia. Mi permetta, Presidente, di fare un riferimento alla mia terra, Agrigento e la sua provincia, da troppo tempo abbandonate a collegamenti obsoleti e che non aiutano il commercio e il turismo. Una terra bellissima che è stata premiata con la nomina di Capitale della Cultura 2025. Penso a quella data con felicità e con speranza. Speranza nella realizzazione dei collegamenti che permettono ai visitatori di giungere ad Agrigento in modo veloce ed agevole. Mi auguro quindi che si investa molto nelle opere collaterali, quindi collegamenti ferroviari ad alta velocità, nuove autostrade, ma anche, qui lo dico e voglio osare, anche l'aeroporto. Sì, mi riferisco in particolare alla creazione di un aeroporto ad Agrigento, luogo che diventerebbe strategico per tutta la provincia, che con numerosi ingressi giornalieri di turisti ed operatori del commercio veramente farebbe fiorire quella provincia. Guardiamo in maniera favorevole a questo decreto e lavoriamo ancora di più per ridare dignità alla Sicilia. Grazie.